L'ennesimo match mal interpretato, l'ennesima partita giocata male. Il Cagliari va incontro a una pesante sconfitta sul campo del Sassuolo, 3-0 il punteggio finale, e lo fa contro una squadra che non vinceva da settembre sul proprio campo, in una partita del tutto anonima, incolore, insapore per la squadra cagliaritana. Già dall'inizio l'ennesimo gol subito in avvio di partita, con un tiro di Berardi non trattenuto da Cragno. Berardi partito dalla zona di competenza di Lykoyannis, preferito a Padoin, quasi a voler confermare il fatto che i giocatori a sinistra ce li abbiamo, ma ogni volta che abbiamo schierato Lykoyannis comunque è capitato che il Cagliari non sia riuscito a vincere. Forse una coincidenza, ma certamente anche la conferma che nel gioco di Maran non è Lykoyannis l'estremo di sinistra che si vuole. Una sorta di dissidio con quelle che sono state le scelte di mercato di quest'estate e con quelle che probabilmente vogliono essere le scelte anche di questo mercato invernale. Un mercato che non fa bene al Cagliari, perché poi vedi anche dentro il campo che c'è tensione, che ci si sfilaccia, che sembra quasi che ci siano delle scelte che derivino dalla possibilità di piazzare un giocatore o di dimostrare che uno possa essere valido. Il Cagliari che gioca con il suo solito fraseggio, ma senza mai dare quel pepe, quella intuizione, quella fantasia che possa permettere a un calciatore di presentarsi davanti al portiere. Il cross è quello che si cerca più spesso, ma è un cross che stavolta non trova la testa di Pavoletti, quando la trova anche Magnani molto attento a ribattere. Ed è così che le occasioni fioccano soprattutto dall'altra parte, fino agli errori che nel finale di tempo caratterizzano la partita, quello di Serna che regala un pallone a Babacar per il contropiede, e lo stesso Serna che dentro l'area va a incrociare su Djuricic provocando il calcio in rigore che Babacar poi trasforma per il 2-0. Si chiude virtualmente la partita, perché le forze che il Cagliari dimostra di avere sono veramente poche in questa fase del campionato, ed è preoccupante perché siamo appena all'inizio del girone di ritorno. Sembra essere tornati ad un anno fa, forse con un po' d'anticipo addirittura, quando il Cagliari Lopez iniziò a soffrire, ripeto, con un po' di anticipo forse rispetto a quello stesso Cagliari, e questo è preoccupante perché il torneo è un torneo che è vero che concede di avere un bel po' di punti di vantaggio, ma bastano 2 o 3 battute d'arresto per ritrovarti veramente nei guai, e il Cagliari va all'indietro, non sta crescendo, anzi nel secondo tempo dimostra di non sapere più trovare le distanze per poter affondare, per poter trovare la via della rete. Sbatte contro il muro del Sassuolo, rischia più riprese il 3-0, lo subisce nel finale ad opera di Alessandro Matri. Insomma, c'è da riflettere su quella che è la situazione della squadra, su quelle che sono le intenzioni reali e la fiducia che si vuole dare a questo progetto tecnico, su quelle che vogliono essere le strategie di un mercato dove compaiono all'improvviso troppi amici che vorrebbero il prezzo dimezzato sul giocatore più in forma. Insomma, le voci su Barella sono quelle che infastidiscono di più. È stato detto fin dall'inizio che non partirà a gennaio, sarà anche forse così. Le offerte ci sono state, sono offerte di un certo tipo, si è parlato anche di 50 milioni per poter portare via Barella. Ecco, con far sentire che compaia l'Inter all'improvviso con 25 milioni più i giocatori che ha nel magazzino, che non sa dove piazzare, per tentare di portare via Barella, sembra quasi una mancanza di rispetto, un rispetto che probabilmente anche nel campo viene percepito e che rischia di rovinare tutto. Insomma, il Cagliari deve ritrovare la sua identità, quell'identità forte che avevamo visto nella prima parte di stagione, in cui è vero non sono stati ottenuti grandissimi risultati, ma non sono state prese neanche imbarcate. Ecco, quella di oggi può essere già definita una piccola imbarcata, perché il Cagliari contro una squadra non irresistibile è andato incontro a un bruttissimo risultato, all'ennesima prova opaca coronata, per quanto riguarda gli altri, da un brutto risultato. 3-0 dal Sassuolo non può certo dirsi un risultato equilibrato, un risultato accettabile.